Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il ministro Toninelli in Calabria per darci una mano, ha detto, su infrastrutture ferroviarie e porti. La Calabria, ha aggiunto, è una regione straordinaria, critiche dalle opposizioni. Riunione del coordinamento calabrese a Catanzaro, il partito pronto a guidare una larga coalizione in vista delle regionali, la telefonata di Berlusconi. I lavoratori della SAT, Società Autolinee Tirreniche, chiedono il pagamento delle spettanze arretrate, sono 8 mesi che non percepiscono lo stipendio. 2 società con sede nell'Alto Tirreno Cosentino multate dalla Guardia di Finanza per falsi contratti d'appalto che hanno coinvolto 24 lavoratori. Il consigliere regionale Giuseppe Giudice Andrea dice no alle esternalizzazioni dei servizi mensa e trasporto scolastico a Casali del Manco, il comune sia modello dopo la fusione. Presentato il cartellone della prosa al Rendano di Cosenza, 18 gli spettacoli in programma, a cui vanno aggiunti altri 6 non compresi in cartellone. Il Cosenza si fa raggiungere anche dal Perugia, finisce 1-1 al Marulla in Serie C, sconfitte Catanzaro rende regina. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 in primo piano, la visita oggi in Calabria del ministro Toninelli. Vi daremo una mano, ha detto, parlando chiaramente del potenziamento delle infrastrutture nella nostra regione. Vediamo. L'occasione è la consegna di 4 nuove carrozze da far viaggiare sui binari della Calabria, ma la giornata a Reggio per il ministro alle infrastrutture Toninelli non ha solo una finalità di protocollo. Per l'uomo di governo, e il diretto interessato lo sa, le domande, soprattutto da parte dei cronisti, saranno altre. Ed infatti, appena giunto in riva allo stretto, il cerimoniale prevede la consegna delle nuove carrozze, un breve viaggio a bordo di una di esse fino a Melito Portosalvo, ma il momento clou è l'incontro con i giornalisti. Si parla in primis di Calabria, che è, parole di Toninelli, bellissima e abbandonata. Ma i temi sono tanti, sia su scala regionale sia su scala nazionale. Il porto di Gioia Tauro è materia prioritaria e a precisa domanda il ministro, anticipando la redazione di un nuovo piano sulla portualità, così risponde. Faremo un piano nazionale della portualità, metteremo nuove finalmente regole certe anche sulle concessioni e sono convinto che si apriranno spazi di sviluppo economico importanti, soprattutto in un porto tanto importante ma così poco, attivo ed attivato come quello di Gioia Tauro. A seguire ponte sullo stretto di Messina. Non è una priorità ed ecco i motivi. In un paese con una vetustà infrastrutturale come quella dell'Italia, la più grande opera sia quella di mettere in sicurezza tutte le migliaia di piccole e grandi opere che abbiamo. Certamente non è una priorità quella dello stretto. Dallo stretto a Genova e il confronto inevitabilmente cade sul ponte Morandi, crollato in agosto, e sulle determinazioni future e gli impegni immediati del governo. Come promesso non lo faremo ricostruire a chi aveva l'obbligo di tenerlo in piedi e l'ha fatto crollare, ma lo faremo ricostruire velocemente con il massimo impegno, facendo mettere i soldi a chi il ponte l'ha fatto crollare. Non manca un accenno sulla nazionalizzazione di ponti ed autostrade e così si esprime il ministro. Noi non abbiamo l'idea di nazionalizzare tutte le autostrade, come ben sapete, valuteremo di volta in volta cos'è più conveniente. Di certo non ci saranno più dei prenditori della cosa pubblica come ci sono stati fino ad oggi. E ci sono state molte critiche alla visita del ministro Toninelli, nessun impegno di Toninelli per la Calabria, boccia così il senatore di Forza Italia Marco Siclari la visita del ministro a Reggio Calabria, fantasioso il racconto del Movimento 5 Stelle per il consigliere regionale Domenico Bevacqua, il no poi del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà alla proposta che avete proprio sentito nel nostro servizio che il ministro ha fatto in merito ai porti e in particolare all'autorità portuale di Gioia Tauro. Sentiamo.
Solo qualche promessa, nessun impegno di Toninelli per la Calabria. Boccia così il senatore di Forza Italia Marco Siclari la vista del ministro a Reggio Calabria, ennesima sterile passerella del governo. Aggiunge sottolineando che il ministro torna a Roma lasciando dietro di sé il vuoto totale perché le infrastrutture non sono certo rappresentate da alcune carrozze datate. Il consigliere regionale Mimmo Bevacqua invece, pur ritenendo opportuna la presenza del rappresentante del governo in riva allo stretto, definisce fantasioso il racconto che il Movimento 5 Stelle vorrebbe proporre in merito alle modalità con cui questo e altri risultati relativi ai trasporti calabresi sono stati raggiunti, ricordando che la giunta regionale, presieduta da Mario Oliverio, ha approvato un piano trasporti che mancava da 20 anni, coinvestito 140 milioni per il rinnovo del parco mezzi ferrovie dello Stato e destinato 500 milioni per l'ammodernamento e l'elettrificazione della rete ionica. Infine il sindaco di Reggio Calabria, Falco Matà, si dice contrario alla proposta di Toninelli di sdoppiare l'autorità portuale di Gioia Tauro con l'istituzione della nuova autorità portuale dello Stretto che dovrebbe inglobare i porti di Milazzo, Messina, Villa San Giovanni e Reggio Calabria. Ancora per la politica, Forza Italia pronta a guidare una larga coalizione in vista delle regionali. Oggi la riunione del coordinamento calabrese a Catanzaro ha approvata all'unanimità la linea del partito. Nel corso dell'incontro anche una telefonata del presidente Berlusconi. Vediamo. Forza Italia ratifica, ufficializza ciò che da tempo ha in mente, cioè che il partito è pronto a guidare una larga coalizione in vista delle regionali, così come stabilito nell'ultima riunione alla presenza di Silvio Berlusconi, alla quale hanno preso parte Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Iole Santelli, al termine della riunione a Catanzaro del coordinamento regionale, dichiara aperta la fase politica che porterà, detto in tempi assai ristretti, alla costruzione del programma e all'indicazione del candidato governatore che, ricorda, aspetterà in base agli accordi nazionali del centrodestra proprio a Forza Italia. La linea approvata all'unanimità. Il presidente Berlusconi è intervenuto telefonicamente incoraggiando a proseguire sulla strada dell'unità. Il partito pronto alle prossime sfide a partire dalle europee, banco di prova per le regionali. Si procederà per step nelle prossime settimane la convocazione di un tavolo politico al quale saranno chiamati a partecipare gli alleati storici del centrodestra, Lega, Fratelli d'Italia, Noi con l'Italia UDC, Nuovo CDU e le formazioni popolari. Obiettivo: arrivare a una grande conferenza programmatica all'inizio del 2019, il prossimo anno in cui si annuncia una lunga e rovente campagna elettorale in vista delle regionali d'autunno. I temi legati al lavoro: da 8 mesi senza stipendio, protestano a Longobardi, siamo nel Cosentino, i dipendenti della società Autolinee Tirreniche, così dicono, non riusciamo più ad andare avanti. Vediamo. Loro sono i dipendenti della società Autolinee Tirreniche. Da 8 mesi sono senza stipendio e così oggi hanno incrociato le braccia per chiedere il pagamento delle spettanze arretrate. Autobus fermi nel piazzale aziendale a Longobardi Marina perché, nonostante gli impegni e le promesse, ancora gli stipendi non sono arrivati. Il 13 settembre scorso, dopo l'incontro in prefettura a Cosenza tra azienda, sindacati e assessori ai trasporti della Regione Calabria, sembrava essersi aperto uno spiraglio. Già, perché ci dicono, in quell'occasione la Regione si era impegnata ad erogare all'azienda la bimestralità di luglio e agosto e altri 60.000 euro circa di spettanze che la società vanta dal Dipartimento. Con quei soldi l'azienda avrebbe dovuto erogare ai dipendenti 3 stipendi arretrati entro il 20 settembre, ma gli stipendi per i lavoratori non sono arrivati. Prima di tutto chiediamo scusa agli utenti del disagio che stiamo creando, però noi siamo in condizioni di non poter andare più avanti. Grazie all'assessore che ha fatto anticipare pure il decreto della bimestralità che l'azienda ha percepito, a noi ad oggi non abbiamo niente sui nostri conti. Purtroppo queste condizioni ci sta recando dei danni alla nostra famiglia, a noi che non possiamo più andare avanti a fare la spesa, gasolio alle macchine, perché 8 mensilità e una famiglia monoreddito sono molto gravose. Purtroppo a oggi, se non prendo dei provvedimenti, noi non possiamo andare più avanti. Adesso è una situazione veramente insostenibile.
veramente ci mancano le 10 euro giornaliere per andare a comprare i beni di prima necessità. Noi stiamo parlando proprio del pane, della pasta, del latte, cioè non è che stiamo parlando della pizza oppure della cena al ristorante, stiamo parlando proprio dei beni primari. Si è dimesso il segretario generale della CISL della Calabria, Paolo Tramonti. La decisione, detto in un comunicato del sindacato, è stata presa in seguito alla designazione nei giorni scorsi di Tramonti ad un importante incarico sindacale a livello nazionale, incarico che non è compatibile con quello regionale. In occasione della riunione fissata per mercoledì prossimo 3 ottobre alle 9:30 al Grand Hotel Lamezia, il Consiglio Generale della CISL calabrese eleggerà il nuovo segretario regionale e la segreteria regionale. Alla riunione parteciperà anche la segretaria generale del sindacato Anna Maria Furlan e il segretario generale aggiunto Luigi Sbarra. A Catanzaro è stato presentato l'accordo tra la Regione e l'Ente Nazionale per il Microcredito per consentire al giovane NEET di strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa. Il finanziamento dell'operazione ammonta a 1.200.000 euro. Sentiamo. Si chiamano NEET, sono i giovani tra i 18 e i 24 anni che non studiano e non lavorano e la Calabria, come evidenziato dai recenti dati Eurostat, è tra le regioni col più alto tasso di NEET, una situazione che probabilmente riflette l'immagine di un mercato del lavoro nel Mezzogiorno da cui i giovani si sentono sempre più tagliati fuori. La Regione cerca di invertire la tendenza attraverso l'accordo siglato con l'Ente Nazionale per il Microcredito, finalizzato alla formazione e all'accompagnamento su tutto il territorio calabrese dell'autoimprenditorialità dei giovani NEET. Accordo presentato oggi a Catanzaro. Il finanziamento dell'operazione ammonta a 1.200.000 euro. Il 1.200.000 è stato stimato sulla base di una analisi, indagine che noi abbiamo fatto in termini di possibilità di realizzare l'intervento entro dicembre o al massimo giugno del prossimo anno. Sulla base dei numeri che avevamo a livello nazionale, anche del tipo di risposta dei giovani sul territorio, abbiamo stimato una platea di 400 NEET da poter coinvolgere entro fine anno, primi del prossimo anno. Ovviamente poi se la risposta sarà superiore questi numeri potranno aumentare. Obiettivo: consentire al giovane NEET di strutturare in maniera compiuta la propria idea di impresa formalizzandola in un business plan, uno strumento dunque, come sottolineato dall'assessore Robbe, messo a disposizione per la realizzazione di politiche attive per il lavoro allo scopo di dare una possibilità di futuro a questi giovani che non studiano e non lavorano. Contiamo di lavorare sull'autoimpiego, sul microcredito, proprio per arrivare a dare delle opportunità lavorative, dare delle opportunità di inserimento nella società, perché è assurdo in questo momento, in questa fase, perdere risorse che lasciamo in autonomia quando invece hanno bisogno di essere accompagnate per diventare produttive per la nostra regione e per essere realizzate nella vita, e stiamo parlando di giovani. A Casali del Manco adesso per il monito il suggerimento del consigliere giudice Andrea agli amministratori: no, dice, alle esternalizzazioni, sia allo sviluppo. Vediamo. Invertire la rotta a Casali del Manco è quanto chiede il consigliere regionale Giuseppe Giudice Andrea, ricordando che il nuovo comune è nato dalla fusione di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta, ha in questo momento grandi possibilità di sviluppo grazie a risorse che sono arrivate e arriveranno per 9 anni pari a 1.600.000 euro in più rispetto alla cassa corrente. Si può lavorare inoltre senza i vincoli del patto di stabilità. Ciò significa che non è necessario esternalizzare i servizi che possono essere realizzati con risorse interne. Il riferimento è al servizio scuolabus e alle mense scolastiche. Siamo finiti a fare delle esternalizzazioni anche su servizi che per esempio a Pedace la mensa scolastica era brillante, l'ex sindaco Marco Oliverio era riuscito a creare questa cosa bellissima dei lavoratori LSU e LPU che cucinavano, facevano la spesa, andavano al mercato la mattina per cucinare per i loro figli.
ed era una cosa stupenda perché poi il cibo era di assoluta qualità e il servizio costava molto meno alla collettività. Il monito per l'amministrazione è chiaro. Il suggerimento è quello di guardare in alto, cioè se noi avuta una Ferrari in mano, pensiamo a guidarla a 30 all'ora, è possibile che non succedano incidenti, salvo che qualcuno non ci venga addosso, ma ci perdiamo l'occasione di poter guidare una Ferrari a piena velocità. E quello della fusione è un progetto splendido, e quello di Casali del Manco, essendo stato il primo, dovrebbe essere da traino. Io so che l'amministrazione nuova è fatta da uomini e di donne volenterosi e sicuramente intelligenti e capaci, però uno stimolo va fatto, altrimenti sai che succede? Che intorno le persone cominciano ad avere problemi per via di questa che è l'amministrazione, le addossano alla fusione, e non è giusto, non è corretto. Siamo alla cronaca. Un insegnante di lingua inglese in servizio in una scuola media dell'Interland Cosentino è stata condannata in primo grado per abuso dei mezzi di correzione a 2 mesi di reclusione, la pena sospesa per oltre alle spese processuali e alla liquidazione dei danni in favore della parte civile. I fatti risalgono a marzo del 2016. Stando all'accusa, la docente ha scritto con la penna biro sulla fronte del ragazzo la parola corretta da utilizzare, umiliandolo dinanzi a tutta la classe. Immediata la denuncia dei genitori, che in aula sono stati rappresentati dagli avvocati Linda Sena e Gianfrancesco Vetere. Non è noto se nei confronti dell'insegnante sia stato avviato un provvedimento disciplinare. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. «24 lavoratori irregolari, in parte occupati in nero e in parte attraverso l'utilizzo improprio di contratti di appalto di servizi, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Scalea nel Cosentino. 2 le società coinvolte, alle quali i finanzieri hanno elevato sanzioni per 145.000 euro. Era in carcere per mafia, ma riceveva contributi pubblici per centinaia di migliaia di euro erogati alla Regione Calabria, dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. I militari del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare hanno scoperto erogazioni illecite a favore di un appartenente all'Andrina Gallico Morgante Scilitano. Dal 2010 al 2017 avrebbe ottenuto finanziamenti dal PSR, malgrado fosse privo dei requisiti necessari, grazie anche alla complicità di alcuni funzionari. Disposto un sequestro di beni per 200.000 euro. Indagine in corso a Corigliano dopo lo scontro tra 2 auto costato la vita a 2 persone. Nell'incidente altre 7 persone sono rimaste ferite. A scontrarsi frontalmente un Alfa 147 con a bordo 5 persone, tutte dell'est europeo, e un Opel Corsa con altri 4 occupanti di nazionalità italiana. 5 kg di pesce avariato e quindi potenzialmente tossico sono stati sequestrati dai carabinieri del NAS di Catanzaro e della compagnia di Vibo Valentia all'interno di una pescheria ubicata all'interno di un supermercato della città. Il commerciante titolare dell'esercizio è stato sanzionato per 2.000 euro. Beni per oltre 2,3 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Vibo a 2 società riconducibili a 7 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e operanti nel settore della grande ristorazione a Pizzo. L'indagine ha permesso di fare chiarezza su un sistema fraudolento che ha condotto l'impresa al fallimento, distraendone rami aziendali produttivi attraverso la scissione e la cessione degli stessi ad altre società appositamente create, generando così una scatola vuota, depredata e gravata da soli debiti. C'è un ulteriore aggiornamento di cronaca, arriva da Corigliano Rossano. Al culmine di una lite per futili motivi ha colpito la moglie alla testa con un martello, ma è stato bloccato dai carabinieri e arrestato con l'accusa di tentato omicidio. È successo nel pomeriggio a Rossano. Secondo la ricostruzione fatta dai militari, tra i coniugi è scoppiata una lite. L'uomo quindi avrebbe preso il martello colpendo la donna. Le grida sono state sentite dai vicini, che hanno subito avvertito i carabinieri, consentendo loro di bloccare l'uomo, che ha 54 anni. La donna è stata soccorsa dai medici del 118 e portata all'ospedale di Corigliano. Secondo gli investigatori, solo per un caso fortuito i colpi inferti non hanno provocato ferite mortali. Adesso ci spostiamo a Gioia Tauro per una buona notizia, perché sono cominciati i lavori di bonifica del torrente Budello. Vediamo.
Promessa mantenuta dopo la protesta delle scorse settimane dei residenti del quartiere Fiume a Gioia Tauro che invocavano l'intervento delle istituzioni per la pulizia dell'alveo del torrente Budello, sono iniziati i lavori di bonifica e messa in sicurezza del corso d'acqua. La paura che l'arrivo delle piogge autunnali portasse ad una nuova esondazione come quella avvenuta nel novembre del 2010 ha spinto gli abitanti del rione a protestare. Il fiume, nella parte che attraversa la città, era stato invaso da una fitta vegetazione spontanea e da detriti depositati nel letto del torrente che impedivano il normale deflusso dell'acqua. Il sopralluogo del generale Aloisio Marigiò, commissario di Calabria Verde, con i tecnici della regione, della città metropolitana di Reggio e del comune, ha sbloccato l'impasse. Tutti i lavori previsti interessano per una lunghezza di circa 1,5 km il corso d'acqua che va dal rilevato ferroviario alla foce del fiume e prevedono l'eliminazione totale e definitiva di tutta la foltissima vegetazione spontanea e delle sterpaglie che hanno trasformato l'alveo in una vera e propria palude. È stata presentata oggi a Cosenza la stagione di prosa 2018-2019 del Teatro Rendano, come sempre frutto di una sinergia nata tra pubblico e privato. Vediamo. Il prossimo 14 novembre con Peppe Barra e Nando Paone in Don Chisciotte riparte la stagione di prosa 2018-2019 del Teatro Rendano di Cosenza. Le ultime stagioni, realizzate in piena collaborazione tra istituzione pubblica e partnership privata, hanno ottenuto il massimo dei risultati, registrando sold out quasi ad ogni spettacolo e larghi apprezzamenti da parte del pubblico. Noi abbiamo una produzione culturale che sta andando avanti molto bene a Cosenza. Cosenza è una città innovativa nel campo della produzione culturale, anche nel segmento artistico, per esempio con i box art, con i musei che abbiamo aperto. È uno sforzo che in questi anni abbiamo fatto, grazie anche a questa collaborazione con privati, e il Comune ha investito risorse del proprio bilancio per i servizi culturali, come lo ha fatto anche nel sociale. Riteniamo che questo sia imprescindibile e che una società possa andare avanti se c'è un interesse forte da parte del pubblico verso le attività culturali che sono da volano per lo sviluppo socio-economico di un paese. Il nuovo cartellone della stagione di prosa 2018-2019 del Teatro Rendano prosegue dunque con il connubio vincente tra il settore cultura del Comune di Cosenza e l'associazione L'Altro Teatro, mettendo insieme i titoli più importanti del momento e riservando anche qualche gradita novità. A conclusione della stagione vera e propria, che termina l'11 aprile con il Gabbiano di Chekhov, in accordo con il Comune abbiamo voluto allungare la stagione e dare la possibilità a 4 nostri produttori cosentini di poter presentare i loro spettacoli, e quindi abbiamo questi 4 spettacoli che tra la metà di aprile e i primi di maggio si esibiranno al Teatro Rendano, e penso che sia una grande operazione di scoperta dei nostri talenti, e penso che sia un'idea che insieme al Comune porteremo avanti, se ce ne dà la possibilità, anche negli anni successivi. Ancora teatro a Castrovillari per il via all'8ª edizione di Calabria Teatro. Vediamo. Il Calabria Teatro Festival in questa 8ª edizione, sottolinea il direttore artistico Rosi Parrotta, parte da quel prato verde dove, come cantava Gianni Morandi, nascono speranze chiamate ragazzi. Il messaggio che vuole lanciare il Calabria Teatro Festival è quello: ragazzi, vale la pena diventare grandi. Ma fino a che età si è grandi, fino a che età si è giovani, da che età si diventa adulti? Questo lo scopriremo durante il festival. Gli ha fatto eco Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, vescovo della diocesi di Cassano allo Ionio. Bisogna liberarsi dalla retorica e dai luoghi comuni quando pensiamo ai giovani, dobbiamo guardarli in modo diverso, e sono convinto che i giovani potranno diventare protagonisti di un nuovo umanesimo in Italia e in questa bellissima regione della Calabria. In conferenza stampa presente anche la giovane mamma Elisa, che nello scatto immagine di questa edizione, realizzato da Tommaso Barone e Fabrizio Burreci, portava in grembo una nuova vita, oggi diventata realtà con la nascita della piccola Laura, la speranza del futuro. I giovani devono avere questo concetto davanti, devono sapere che devono costruirsi un futuro, ovviamente in un rapporto importante anche interreligioso
intergenerazionale, ma nello stesso tempo occorre che ci sia questa forte speranza di credere in un futuro migliore. L'edizione 2018 è stata presentata al Teatro Vittoria della città del Pollino, riaperto per l'occasione, che fino al 14 sarà punto informativo del festival, location culturale della manifestazione, con incontri e collettiva d'arte contemporanea e sede dei laboratori. L'altra location nel cuore della città vecchia, presso il Teatro Sibaris del Protoconvento francescano, per gli spettacoli teatrali e il convivio. Castrovillari è ricca di appuntamenti, è ricca di manifestazioni culturali, è ricca di promozione del territorio e il Calabria Teatro Festival fa parte della Città Festival. Ad Altomonte, dove si è conclusa la 12ª edizione della Grande Festa del Pane, che ormai come tradizione ha coinvolto tantissima gente e ha coniugato momenti di degustazione e spettacolo. Vediamo. La Gran Festa del Pane, giunta alla 12ª edizione, non ha tradito le aspettative della vigilia, tanta la partecipazione ai diversi incontri, ma anche alle degustazioni del pane fatto arrivare da Tessano, Rogliano e Cerchiara, ma anche da più lontano, come quello fornito dai panificatori di San Luca, Platina, Tille, Canolo, Benestare e Sant'Agata del Bianco. Alla manifestazione ha voluto partecipare anche il prefetto di Cosenza. Veramente un borgo stupendo e straordinario che riesce a sprigionare delle sensazioni veramente uniche. Io nel momento in cui mi sono insediata ho detto che a me piace vivere il territorio e infatti i miei fine settimana li dedico proprio all'occasione, può essere la sagra, può essere la festa, ma è un modo per conoscere la collettività con i suoi tesori, perché la vicinanza alle istituzioni c'è sempre, c'è dalla prefettura, però i dettagli, questo bellissimo museo, la cattedrale, effettivamente proprio in questi giorni riescono a trasferire delle sensazioni. Il tema centrale dell'evento di quest'anno, il pane dell'umanità, ha visto anche il coinvolgimento di diverse associazioni che si occupano di attività sociali e di solidarietà, ed è nato il Forno Solidale, che sarà aperto a tutti quelli che vorranno utilizzarlo, una festa che non finisce qui. La speranza è quella che probabilmente il seme che abbiamo lanciato, il lievito madre, possa in qualche modo essere anche un'occasione per tutti noi, da comunque parte veniamo, di poter in qualche modo pensare alle cose importanti. Il pane ci dice questo: guardate, non è importante cosa mangiamo, ma come lo mangiamo e come lo produciamo. Allora, se noi mangiamo una cosa fatta da delle mani belle, e io spero che domani mattina sulla mia tavola, sulla tua tavola, sulla tavola di tutti, ci sia almeno una volta alla settimana questo pane senza confini, perché oltre che a riempirci lo stomaco ci riempirà l'anima. Ecco perché noi speriamo di aver cominciato la festa del pane e non di averla conclusa. La pagina sportiva, il Cosenza si fa raggiungere anche dalla Perugia, finisce 1-1 alla Marulla. In Serie C sconfitte Rende, Catanzaro e Reggina. Vediamo. 3 minuti possono fare la differenza in una partita. In 180 secondi il Cosenza avrebbe potuto mettere un'ipoteca sulla prima vittoria in campionato. Al 13° del primo tempo l'azione gol del vantaggio sul Perugia, la palla strappata da Angelo Corsi, gestita al meglio da Tutino e servita da Garritano a Riccardo Maniero al secondo gol in maglia rossoblù. Un lampo improvviso in un avvio di gara a contratto per entrambe le formazioni, impaurite per motivi simili e incapaci di giocarsi al meglio le proprie carte. 3 giri di lancette più tardi, la possibile vera svolta della partita. Dermaku stacca al centro dell'area, contrastato da Eliakim, che gli toglie il pallone dalla testa con il braccio. Un fallo da rigore evidente, contestato subito dai calciatori e dalla panchina rossoblù, ma ignorato dal direttore di gara e dai suoi collaboratori. Una svista che peserà come un macigno nell'economia di un match equilibrato e con pochissime occasioni gol. Un esempio, la giocata di Melchiorri nel finale del primo tempo, l'unico vero brivido per Saracco, aiutato dalla traversa. Nella ripresa, il calo mentale dei padroni di casa, la spinta del Perugia e i tentativi del Cosenza di chiudere la gara. L'occasione più nitida capita ancora sui piedi di Riccardo Maniero, che riesce ad arrivare al tiro ma non a superare Gabriel. I rossoblù più si avvicinano al successo e più dimostrano di andare sotto pressione. Una ripartenza degli umbri, nata da un fallo su Garritano non sanzionato, diventa letale. Vido, una spina nel fianco, si libera in area e impegna Saracco. Sulla respinta Kingsley è libero di segnare il gol del pareggio.
Nel finale riecco il Cosenza, D'Orazio inventa un tiro cross dalla traiettoria velenosa, Gabriel sembra battuto ma il pallone finisce al lato. Poi l'ultimo acuto di Tutino, stoppato da Eliakim al momento del tiro. Finisce 1-1 ed è la seconda incompiuta al Marulla. Serviva una vittoria per il morale e per una classifica che al momento fa più rabbia che paura. Quando non riusciamo a giocare come sappiamo ci innervosiamo, ci prende la paura, perché poi se no non si spiega agli ultimi 10 minuti le occasioni con Tutino, lo stesso Perez che gli si poteva dare meglio la palla. Se fosse un calo fisico forse non viene nemmeno più fuori, no? Però dispiace buttare via tutti questi punti, dispiace per i tifosi, dispiace per tutto, però bisogna cercare di svoltare, vediamo un pochino, perché noi purtroppo anche nel primo tempo, se riuscivamo a ribaltare l'azione come eravamo abituati a fare, le partite le chiudi. Noi a volte invece di attaccare lo spazio veniamo incontro. Venendo incontro poi ti viene a mancare la profondità e rinizi a palleggiare. Invece noi dobbiamo essere cattivi nella ricerca dello spazio e poi fa male agli altri. In Serie C sorride solo la Vibonese che a razza batte di misura il Matera grazie alla rete di Taurino poco prima della fine del primo tempo. Sullo stesso terreno di gioco, poche ore dopo, è andata in scena la debacle della Regina contro il Monopoli. In vantaggio i pugliesi dopo soli 5 minuti con De Angelis. Il pareggio di Tulissi non basta a rimettere in corsa gli Amaranto. Sounas a inizio ripresa con una conclusione dal centro dell'area e Dudu Magni con una fuga dal centrocampo alla porta di Confente fissa il risultato sul 3-1. La prima uscita del Catania coincide con la prima sconfitta del Rende. Mannè regala la prima gioia stagionale ai tifosi rossazzurri. Il ritorno ai padroni di casa frutta il pareggio siglato da Agua e altre nitide occasioni che lasciano ben sperare per il secondo tempo. Silvestri nel finale vanifica la pressione biancorossa spostando i 3 punti in Sicilia. A Caserta il Catanzaro illude e si illude con la rete di Maita. Sono gli ex Avellino a ribaltare la gara. Il rigore di Castaldo e la rete di D'Angelo fruttano i Falchetti. L'aggancio in classifica giallorossi. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Dopo un dominio anticiclonico capace di garantire diverse giornate con condizioni prevalentemente soleggiate e clima mite, il mese di ottobre si aprirà con un affondo perturbato di stampo autunnale sul Mediterraneo centrale. Una perturbazione capace di scavare un centro di bassa pressione sul Golfo Ligure in spostamento verso sud. Domani nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque, con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco, più probabili sul settore tirrenico-cosentino. Nella seconda parte della giornata rovesci anche sulle aree interne montuose tra Vibonese e Catanzarese, piogge tra deboli e moderate altrove. Temperatura in diminuzione nei valori massimi. Domani venti moderati da Libeccio sul Tirreno con mare tra poco mosso e mosso, tra deboli e moderati meridionali sul settore ionico con mare poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito web www.meteoincalabria.it e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava, immesso in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.